cosa, Mendola? Il problema, quello che sta accadendo di fatto è che non esiste il welfare. Cioè è semplicemente una parola. In questo momento quello che sta sostituendo il welfare sono le famiglie, i nonni, che stanno in ogni caso prendendo i risparmi e cercando di aiutare le persone in difficoltà. Noi ad esempio abbiamo presentato una proposta di legge che ce l'hanno in tutta Europa, che si chiama reddito minimo garantito. Io non riesco a capire perché nel nostro paese siamo ultimi anche in questo. Cioè non è possibile che la signora Rossella, che con tutta la sua Mirella, scusi, che con quel grande cuore che sta facendo, si sta sostituendo di fatto al welfare in maniera elementare ma efficace. Deve essere lo Stato, il welfare è lo Stato che deve intervenire. Reddito minimo garantito, 600 euro per 12 mesi, finanziato dall'INPS o addirittura con una patrimoniale di scopo. Mi sembrano delle proposte chiare, limpide, perché quando parliamo di patrimoniale, se parliamo di patrimoniale dei poveri, sono tutti d'accordo. Proviamo ad andare a toccare i ricchi in questo paese, succede il patatrac. Se tu vai a toccare redditi superiori a una certa cifra o patrimonio o rendite finanziarie, un fuoco di fila. Ma vi rendete conto la situazione che stiamo vivendo? Basta vedere i messaggi anche che stiamo leggendo nel corso della trasmissione. Io quello che sto vedendo, cioè persone che piangono che non hanno nemmeno i soldi per la fine del mese. Non è possibile. Tra l'altro che la famiglia è stato il vero ammortizzatore sociale di questa crisi, certo. Però sempre secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, oramai circa un quinto delle famiglie italiane oramai è rimasti agli ultimi 800 euro, ha messo via 800 euro. Non c'è niente, ormai siamo Se succede qualche cosa non ci sono i soldi neanche per le cure. Ed è il momento in questo, è normale, come dicevamo prima con il sindaco, è normale che poi c'è la sfiducia verso la politica. I cittadini devono avere una risposta dalla politica.